la conosce la situazione, 2 anni di contratto di solidarietà che scadono il 31 di gennaio, questo passaggio di proprietà avvenuto tra il 30 luglio e il 5 di agosto a 3 soci che sino a questo momento hanno accumulato 5 stipendi e mezzo, 5 mensilità che vuole con cittadinanze arretrate e non danno soprattutto nessuna garanzia sul futuro, richieste di incontri in evase anche di fronte al prefetto, l'unica assemblea alla quale hanno partecipato non è servita a darci informazioni su quello che può essere il futuro delle emittenti, su che cosa intendano fare e adesso un muro contro muro con in più si è aggiunto da quando siamo in sciopero dal 17 gennaio anche per i giornali in onda il direttore e il collega che fanno il telegiornale. E ci sono 2 o 3 domande poi rivolte a tutti i candidati presidenti su come intendano affrontare questo problema dell'informazione in Sardegna, sulle proposte di legge che già giacciono in Consiglio e su come debbano essere regolarizzati i fondi che vengono messi a disposizione dell'emittenza televisiva per evitare che ci sia in qualche modo discrezionalità, perché quello che abbiamo chiesto sino adesso e anche per questo come dire, ci presentiamo a tutti i candidati è che se Sardegna 1 o qualsiasi emittente deve ricevere contributi pubblici debba comunque essere voce di tutte le forze politiche, di tutte le forze che sono in Consiglio regionale, dare voce a tutte, non discrezionalmente come molto spesso è avvenuto. E niente, aspettiamo per vedere cosa succede. Bene, allora io vi dico 3 cose. La prima, io ho personalmente parlato col vice ministro Catricalà, al quale ho posto la questione sostanziale di recuperare tutti i contributi che sono stati persi. Ovviamente occorre fare una procedura, Catricalà si è impegnato personalmente con me a avviare un tavolo al Ministero tecnico perché si possano recuperare, mi pare che sia un'entità di 600.000 euro di pregresso e quindi questo percorso io ho già trasmesso a lui una nota di dettaglio di quello che bisogna fare. Lui sa del vostro sciopero perché l'ho informato io personalmente già all'inizio di quest'anno, quindi credo che aprirà il tavolo ad horas, perché questo è l'impegno che ha assunto con me. Quindi il tavolo del governo su una vertenza editoriale che per la Sardegna è importante. Quindi questo primo aspetto sul piano, diciamo così, contingente, immediato, per recuperare un po' di liquidità assolutamente necessario. Sulla questione invece dei finanziamenti al sistema editoriale della Sardegna, io penso che debba fare un salto di qualità. Io penso che le emittenti sarde, in quanto regioni insulari, devono trasformare le 2 emittenti principali con le connessioni delle altre a livello di servizio pubblico. Cioè occorre razionalizzare il rapporto, non lasciarlo discrezionale e episodico tra il sistema editoriale sardo e la regione, quindi bisogna da questo punto di vista non aspettare la campagna pubblicitaria X dell'assessore Y, ma va circoscritto un quantum. Io da Presidente lo feci con una scelta che io ritenevo non di agevolazione del sistema editoriale ma strategico per la Sardegna, per esempio con il satellite. Io ho continuato a dire che togliere Sardegna 1 e Videolina dal satellite è un errore perché da una parte ci taglia i ponti con un mondo dell'emigrazione fatto da centinaia di migliaia di utenti che sono sicuramente più fidelizzati, fidelizzabili a un emittente di quanto non lo siano i sardi. Cioè i sardi in Sardegna guardano Rai 1, 2, 3, 4, 5 e Italia 1 e poi le regionali. I sardi all'estero o nel resto del continente guardano prima Sardegna 1, Videolina e poi tutto il resto. Quindi sostanzialmente noi questo dobbiamo ripristinarlo e farlo diventare un servizio che non dipende dalle negoziazioni quotidiane. Così come tutte le leggi sulla cultura, che hanno risorse importanti, devono essere gestite in termini non discrezionali e razionali per far diventare il veicolo televisivo, che è ancora oggi quello più importante, lo strumento sul quale costruire, diciamo così, dalla didattica culturale alla didattica linguistica, per arrivare a tutto un sistema di ricaduta della conoscenza del patrimonio archeologico, storico, naturale della Sardegna, quindi è un investimento pubblico garantito di 2-3 milioni di euro all'anno
che consenta di abbattere le spese gestionali dal fatto di essere in Sardegna, e quindi ha una giustificazione da questo punto di vista. Quindi il plafond va attribuito non a campagna ma come budget per il servizio pubblico. Ovviamente deve essere concordata l'offerta, che non deve essere cliente di do to des, un favore tra due persone fisiche, ma deve essere tra il servizio pubblico e la televisione. Non è che passa l'utilizzo che è stato fatto del denaro pubblico, cito per tutti i Novas, è vergognoso. Lo dico sul piano, lo dico da giornalista. Vedere un controtelegiornale pagato dalla regione, mandato in contrapposizione al telegiornale fatto dai giornalisti, è offensivo per la categoria professionale ed è offensivo anche per le televisioni, anche sul piano editoriale, perché tu mi paghi, mi dai dei soldi per farmi la controinformazione a pagamento della regione. Quindi budget di servizio pubblico affidato alle televisioni per il servizio che svolgono rispetto al parametro che hanno ovviamente anche di audience, ma sicuramente un budget fisso di copertura dei costi gestionali che derivano dal punto di essere in Sardegna. Terzo elemento che io voglio assolutamente introdurre, anche per evitare che succedano le cose che sono successe in questi anni, parte importante di questo budget di servizio pubblico che io affiderei o affiderò alle emittenti deve essere finalizzato al pagamento del personale. Cioè deve essere una parte rilevante di questo stanziamento destinato non a far guadagnare gli editori, ma a pagare coloro che prestano il servizio pubblico. Queste tre cose secondo me sono l'elemento fondamentale su cui costruire e ridisegnare il sistema radiotelevisivo in Sardegna, a partire appunto dal rapporto di servizio pubblico tra la regione e le due emittenti. Le due emittenti e quelle che ovviamente sono correlate. Grazie per... Ciao. Direttore. Grazie. Grazie, grazie. Ma lei non deve essere ti preoccupare. Che poi ieri, parlando con Sandra, passata la storia, Caredda che in regia mandi le immagini, e ha detto che non lo diceva per gratificarti, ma per responsabilizzarti. Ciao, grazie.